Dalla Lombardia arrivano le prime notizie del contagio, la tensione è alta, ci si scopre vulnerabili. È il 21 febbraio 2020, sono quasi le 5 del pomeriggio quando il governatore Luca Zaia, nei nostri studi per registrare una trasmissione, riceve la telefonata che mai avrebbe voluto ricevere. Nel Padovano, nella piccola Vo, ci sono 2 casi di anziani positivi, uno di loro è particolarmente grave, si tratta di Adriano Trevisan, 77 anni, che poco dopo morirà all'ospedale di Schiavonia, ospedale che viene isolato, scatta il cordone sanitario blindato il paese di Vo, 3.300 anime, ma è solo l'inizio di uno tsunami. Sabato mattina 22 febbraio il Veneto si risveglia e capisce che non si trattava di un incubo, con la conferma di nuovi casi nel veneziano Amira. Sono ore concitate, vengono chiuse le scuole, sospese manifestazioni e messe, ma le 2 cartoline più amare che fanno il giro del mondo arrivano da Venezia. Stop al carnevale, chiusa la Basilica di San Marco. È domenica 23 febbraio quando Vo dalla mezzanotte diventa zona rossa. Inizia una nuova settimana, la prima di una lunga guerra. Martedì 25 febbraio il contagio arriva a Treviso con la morte di una donna di paese, Luciana Mangiò, ricoverata alla geriatria del Cafoncello dal 7 febbraio e proprio il reparto diventa un focolaio. Il 29 febbraio è segnato dall'accordo tra governo e regioni, si proroga la chiusura delle scuole, con Vo che resta zona rossa, si introduce il concetto di droplet, la distanza di sicurezza da osservare tra una persona e l'altra, almeno 1 metro. Passano i giorni, i divieti aumentano, il virus galoppa, arrivano le tende fuori dagli ospedali, mentre la Fisi annulla la Coppa del Mondo a Cortina domenica 8 marzo, il governo adotta una misura shock, le province di Padova, Venezia, Treviso diventano zona rossa, non mancano polemiche sull'utilità del provvedimento, il Veneto è diviso a metà, scatta il caos delle autocertificazioni. Dopo meno di 48 ore l'esecutivo Conte estende la zona rossa a tutto il Veneto, poi l'11 marzo all'Italia intera. L'appello di Zaia a rimanere a casa è drammatico. I nostri modelli ci dicono che se continuiamo così a non rispettare le regole, entro il 15 di aprile avremo 2 milioni di veneti contagiati. E mentre la regione annuncia più tamponi anche fuori dai market, il 15 marzo categorie e sindacati raggiungono un accordo per mantenere il cuore delle produzioni, ma non mancano scioperi da Electrolux a Fincantieri. Lunedì 16 muore l'ex procuratore che sconfisse la mala del Brenta, Francesco Saverio Pavone, era positivo al virus. Vengono attivati i primi ospedali Covid a supporto del picco previsto per le prossime settimane. Evitare l'overbooking delle terapie intensive è la priorità. Si presentano anche le nuove mascherine, merce preziosa mentre si superano i 4.000 casi. Venerdì 20 Zaia firma una nuova ordinanza, market chiusi la domenica, passeggiate fino a 200 metri da casa, preoccupa la crescita esponenziale dei casi nel Veronese. A Vo, dopo un mese, viene data sepoltura alla prima vittima, Adriano Trevisan, solo i figli e gli amici più stretti a salutarlo, ma da Vo parte anche un messaggio di speranza. Essere prigionieri non è una sensazione piacevole. Abbiamo reagito bene, abbiamo dimostrato abbiamo cambiato un attimo quello che sembrava una nota negativa per Vo, l'abbiamo girata, abbiamo visto che impegnandoci tutti assieme abbiamo dimostrato quello che sappiamo e possiamo fare.